Omicron abita a Vicenza, la provincia veneta con più contagiati. Anche nell'ultima giornata i nuovi casi positivi sono 3.377, più che nel Padovano e nel Veronese. Una situazione che si riflette anche sui ricoveri. 278 i pazienti negli ospedali vicentini. Di questi 19, quindi il 6,8%, si trovano in terapia intensiva, la maggior parte al San Bortolo. A Lussotto stiamo scontando sicuramente quel tasso di positività delle settimane scorse che era il più elevato del Veneto. Questo si è riverberato ovviamente anche nei ricoveri ospedalieri. Siamo particolarmente in difficoltà nell'area critica e nelle semi-intensive, dove il tasso di occupazione di posti letto è molto elevato e il personale incomincia ad accusare una stanchezza importante. Uno dei cardini della prevenzione è il tracciamento. I risultati dei tamponi danno una proiezione su quale sia l'andamento della pandemia, se in crescita o in calo. Dal punto di vista del tracciamento abbiamo visto che negli ultimi giorni c'è un calo di circa il 20% dei positivi e questo fa ben sperare, perché poi il calo dei positivi vuol dire che nelle prossime settimane probabilmente avremo anche un calo dei ricoveri. Certo, l'ultima ondata ha colpito particolarmente il Vicentino e nel Lussotto il personale sanitario che combatte ogni giorno in prima linea contro il Covid ha dovuto affrontare l'ennesimo periodo nero. Adesso però col calo dei contagi e alla vigilia della primavera ci si augura che il peggio sia alle spalle. Bisogna ritornare a guardare al futuro con prudenza, sì, ma senza paura.